Assessore, una speranza concreta, ci voleva il nuovo governo per fare un passo concreto? Ma la filosofia del Presidente Musumeci credo sia quella giusta. Egli ci ha fatto una raccomandazione: non parliamo, operiamo. Io credo che ci siano tantissime cose da fare, noi le vogliamo fare e io sto facendo oggi un'eccezione incontrando in una fase iniziale la stampa, perché mi rendo conto, e anche questo lo abbiamo condiviso con il Presidente, che questo è un tema molto sentito dalla popolazione di Agrigento e quindi era necessario spiegare in maniera assolutamente didascalica e dettagliata quali saranno le fasi dei lavori. Ho voluto vedere con i miei occhi lo stato dell'arte, abbiamo riproposto con tutti coloro, dalla protezione civile al commissario per il dissesto idrogeologico, alla soprintendenza, al genio civile, al comune di Agrigento, alla curia, ai progettisti, un lavoro di approfondimento dei temi. Confermiamo la disponibilità da parte di tutti, ciascuno per la propria parte di competenza, a svolgere il proprio lavoro, a cominciare dal Comune di Agrigento, che permetterà l'intervento della protezione civile attraverso un'operazione immediata di pulizia del sito, e quindi a gennaio noi potremo avere un intervento che è quello intanto di prima messa in sicurezza del costone. È già previsto un finanziamento di 1.600.000 euro per l'opera di prima messa in sicurezza della cattedrale, che secondo il cronoprogramma che ci siamo dati dovrà iniziare nel mese di febbraio del 2018. La novità di oggi è che l'assessorato al territorio e ambiente, il nostro assessorato, ha finanziato il progetto esecutivo per un importo di 1.893.000 euro del costone, il progetto esecutivo di definitiva messa in sicurezza del costone. La presenza dell'assessore Cordaro, sindaco, oggi è un buon segnale per la cattedrale di Agrigento. Questa è una città dove i sopralluoghi si sono sprecati nel tempo, però i fatti sul tavolo non ci sono stati. Adesso ci sono una serie di fatti. Quelli che abbiamo determinato col finanziamento dell'intervento sul corpo di fabbrica della cattedrale, con progettazione, i pareri e poi adesso l'aggiudicazione della gara, che viene preventivato da parte del RUP l'inizio dei lavori nel mese di febbraio. Poi c'era il tema veramente grande, che era quello del costone, che è quello del costone, il famoso pendio da mettere in sicurezza, il palleggiamento di cui parlavamo anche con la protesta di piazza che abbiamo fatto con l'Arcidiocesi, intendeva dire questo: quando fate la progettazione, quando sapremo qual è l'entità dell'intervento sul pendio. Il Presidente Musumeci è stato di parola. Stato di parola da un lato il Governo della Regione fino a questo momento, e speriamo che continui in questa direzione. Per altro verso sono state fatte delle operazioni in radice da parte del Comune di Agrigento e, diciamolo con chiarezza perché molto spesso facciamo confusione in questo, e dell'Arcidiocesi, che stanno andando nel segno giusto.